Il nuovo anno è arrivato e non possiamo fare altro che tornare con il programma preferito degli appassionati di calcio giocato, di calcio vero, che apre i suoi battenti per il 2026 e vi guiderà fino al termine di questa stagione. Oggi, per iniziare alla grande, ho scelto degli ospiti di assoluto spessore. Parto con chi è qua con me al mio fianco. Stiamo parlando di mister Andrea Rota. Salve mister. Buonasera a tutti. Tutto bene mister? Tutto a posto, grazie. Meno male, l'avventura al Caravaggio è terminata qualche mese fa. Sì, no, beh, come, ormai... come ti stai tenendo in allenamento, se si può dire? Andando a vedere partite, cercando di stare il più aggiornato possibile. Ho visto tante partite da inizio anno ad oggi. Sono andato anche a vedere qualche allenamento di qualche squadra che ho in zona, tipo la Pro Patria, Castellanzese qualche volta così. E quindi si cerca di un po' di girare in attesa tenersi informati più che altro, e in attesa che ci sia qualche possibilità di ritornare in panchina. Prima di svelare come sempre i nostri ospiti che ci accompagneranno nel corso della puntata, andiamo a chi invece mi accompagnerà nel corso di tutta quest'annata, subirà tutti i miei deliri nel corso della stagione e di conseguenza l'uomo che ci salva con i suoi interventi, il regista, il pedone possiamo dire di questa redazione, così ci salva, fa ripartire l'azione. Jacopo Bene, il regista. Ciao Jacopo, come va? Tutto bene? Ciao Nicola, tutto bene? Buon anno a te e a tutti i nostri ascoltatori. E ora ti chiedo se preferiresti essere co-conduttore o conduttore? No, co-conduttore. Ok, puntata da co-conduttore arriverà allora. Quando sei in emergenza mettiamo te qua. Poi in regia, massimo mettiamo Piero, non so, vediamo come fa. La regia in autonomia la mandiamo, lasciamo andare. Sì, no, indubbiamente. Invece, tornando seri, non possiamo fare altro che approfittare del fatto che qua comunque un mister di spessore e di conseguenza qualche domanda ti tocca prima della puntata, ti tocca per forza, e non posso che fare altro che partire appunto dalla parentesi del Caravaggio. Prima puntata ne abbiamo parlato un po' qua in redazione, però la domanda poi alla fine è quella, secondo te cos'è che non ha funzionato dopo un avvio del genere e appunto una prima parte di stagione praticamente perfetta, se si può dire, per il Caravaggio? Come ti spiegavo prima di iniziare la trasmissione, appunto, spesso in questi mesi in cui, da maggio, quando abbiamo fatto i play-out ad oggi, ritorna in mente, magari a me personalmente, poi ogni tanto la condivido con il direttore Floriano, di cercare di trovare le spiegazioni su quello che possa essere successo, e non è una domanda semplice a cui rispondere. Di sicuro ci siamo posti tante risposte, ma non c'è mai quella che ci chiarisce veramente il problema che ci ha portato poi purtroppo a retrocedere ai play-out. Sono situazioni che purtroppo abbiamo vissuto, abbiamo cercato di far di tutto, cambiando sistema, cambiando qualche cosa durante gli allenamenti, modo di proporci ai ragazzi e tutto, però purtroppo poi dopo non si è ritrovata la via che abbiamo invece trovato durante il girone d'andata, che è stato veramente ben al di sopra delle nostre aspettative. Poi è chiaro che potrei dirti mille cose, abbiamo pagato magari un infortunio importante a dicembre che non abbiamo potuto, diciamo, riparare nel periodo del mercato, però poi non mi piace neanche accampare scuse. Era una situazione che probabilmente dovevo innanzitutto, perché l'allenatore è in primis che deve sistemare certe situazioni, più che altro capirle quando stanno ancora per arrivare, e purtroppo non ho avuto probabilmente l'accortezza di capirle appieno. Poi purtroppo siamo arrivati ai play-out in una partita, diciamo, stregata. Sfortunata, sì. Sì, sfortunata in alcuni episodi, però ti ripeto, se poi siamo retrocessi, le colpe le dobbiamo andare a cercare dentro di noi, ecco. E infatti volevo collegarmi a questo e chiedere se poteva essere anche un po' la squadra molto giovane, e quando inizi a perdere magari qualche colpo, una squadra giovane, di sicuro, e la mancanza di elementi di esperienza, certo, può dare di sicuro questo è stato uno degli aspetti che abbiamo analizzato. Probabilmente la scarsa esperienza della maggior parte dei ragazzi che avevamo l'anno scorso può aver portato, dopo una serie di sconfitte, a iniziare a intimorirsi e poi quindi non riuscire più a fare le cose che si facevano con leggerezza nel girone d'andata. Poteva essere sicuramente uno di questi aspetti, però sai, tante volte mi chiedo anche da cosa possono derivare, perché se arriva appunto da un girone d'andata così fatto così bene, non penso che una sola sconfitta, un paio di sconfitte possano portare a un giro di ritorno così drammatico e complicato. Però ormai è una situazione che abbiamo vissuto, che sicuramente ci è stata
molto d'esperienza, sia per me che per il direttore se- e penso anche per i giocatori. Se vuoi salto la domanda su quali sono gli errori, se c'è un errore su tutti che non ripeterebbe nel corso della prossima avventura. Dai, facciamo che la passiamo. Ecco, dai, lo passiamo. E invece, parlando della tua carriera, sei stato anche secondo alla Folgore Sì. Caratese, una stagione comunque prima di queste della Folgore Caratese, che ora sono un po' più entusiasmanti, ecco, Sì. una stagione un po' vecchia No, beh, maniera della Folgore sì, Caratese. è vero, però ti dico, le stagioni possono essere tutte entusiasmanti, dipende dagli obiettivi che hai. Ora la Caratese ha obiettivi importanti Sì. di alta classifica, in quell'anno che era il 2022-23, esatto, con il direttore Borghetti. Fatti i compiti a casa, Col direttore Borghetti e con il mister Melosi come mio primo, e l'obiettivo era di salvarsi e abbiamo raggiunto la salvezza ai play-out anche lì con il Varese, quindi fu comunque un'esperienza bellissima, molto formativa per me, perché comunque essere il secondo di Melosi e avere un direttore come Borghetti è stata un'esperienza importante e di grossa crescita per me. Poi in quell'anno anche lo staff era molto affiatato, quindi è stata una bella esperienza, sicuramente poi conclusa nel migliore dei modi, nel migliore dei modi. E infatti voglio chiederti proprio come si lavora da secondo, in cosa deve essere utile un secondo rispetto al primo, cosa deve apportare e cosa cerchi poi effettivamente quando anche componi il tuo staff con il tuo secondo. Ti dico, intanto essere il secondo ed essere il primo è completamente una vita totalmente diversa. Su questo adesso posso esserne certo perché l'ho vissuto sulla mia pelle, quindi così ovviamente da secondo hai molte meno responsabilità. Poi dopo subentra anche il rapporto che hai con l'allenatore, con il direttore e con lo staff. Come ti dicevo ora, alla Folgore c'era un rapporto talmente stretto perché mister Melosi, oltre ad avermi avuto come secondo, mi ha avuto anche come giocatore negli anni precedenti, quindi avevo già un rapporto con lui, con Mauro Borghetti, avevo giocato addirittura insieme alla Trizium di tanti anni fa, quindi avevamo un rapporto talmente già ben oliato che le cose sono andate molto lisce durante l'anno, quindi il mister sapeva cosa potermi chiedere, io sapevo fin dove dovevo arrivare, perché attenzione, poi dopo tante volte il secondo deve stare attento a come porsi, soprattutto quando è davanti alla squadra, quindi deve saper stare sempre un passo indietro al mister, perché non deve mai sovrapporsi nelle parole, quando parla il mister deve sapere i tempi, quindi quell'anno andò tutto molto bene, però fu un anno che mi fece capire che volevo fare il primo. Ecco, infatti la domanda era proprio come hai capito che volevi essere perché vedevo il lavoro del mister Melosi e dicevo no, adesso poi dopo vorrò provarlo anch'io. E quanto è cambiata la tua vita adesso? Tantissimo, perché vabbè, a prescindere da ora che non ho squadra, però sicuramente l'anno di Solbiate, che è stato anche lì super formativo per l'ambiente molto ambizioso che c'era, quindi come prima esperienza è stata veramente molto formativa e questo ci tengo a dirlo, devo ringraziare la Solbiatese perché è stata la prima squadra, la prima società a darmi fiducia a una persona che non aveva mai allenato in una prima squadra, oltretutto dar fiducia con una squadra che aveva veramente delle aspettative super elevate, ok? Quindi lì, proprio per questo motivo qua, è stata come quando si dice che fai 2 o 3 anni in uno, ecco, quello è stato per me 2 o 3 anni in uno, e quindi ti ripeto, veramente importante, e grazie al Solbiatese per avermi dato questa opportunità qua. Poi c'è stato anche perché comunque con i risultati che siamo arrivati quasi tanto così dalla Serie B, con la Solbiatese in finale di Coppa Italia, mi hanno dato la possibilità di salire di categoria e poi le cose sono andate così. E io chiedo appunto alla Solbiatese quanto è stato importante, quanto ha formato, abbiamo capito tanto, ma quanto la Solbiatese secondo te dopo tutto quello che hai fatto quella stagione, se ti senti uscito da quell'avventura, ha cresciuto da vincente magari, anche se non si è vinto, però perché si è vinto la Coppa Italia, Lombarda, però poi alla fine effettivamente una cosa l'hai portata a casa, però non è arrivato l'obiettivo, perciò comunque senti di aver completato la stagione? Beh, la stagione l'ho completata, è chiaro che siamo arrivati in fondo. Io spesso sei arrivato in finale però non hai vinto, ed è vero, senza dubbio, però intanto comincia a partecipare all'evento e fidatevi che quando arrivi là, abbiamo fatto 2 giorni a Coverciano in ritiro, abbiamo fatto una finale a Firenze con una cornice di pubblico importante contro una squadra siciliana, il Paternò, quindi già essere là è stato importante. È chiaro che poi dopo sei lì, oltretutto quella finale valeva la Serie D. Cioè era proprio una partita. Perché siamo un po' suscitato il Paternò, ricordo, in campionato. Sì, esatto. Purtroppo poi
arrivi lì e ti giochi la Serie D, sì, non sì, è una infatti, finale di infatti. Coppa Italia, dici alzi la Coppa, va bene, ma ti giochi anche la Serie D, quindi era importante, c'era veramente tanta tensione. Sì, è finita con una sconfitta, purtroppo una partita molto equilibrata che si è, diciamo, decise sugli episodi, che però io la porto a casa come un'avventura fantastica e tuttora è stato il momento in cui la Sobrietà è stata più vicina alla Serie D. Sì, infatti. Negli anni in cui ha fatto l'eccellenza. Questo è un dato di fatto, perciò non No, lo può infatti. togliere, non lo può togliere No, nessuno. questo non me lo può togliere nessuno, poi è chiaro che vabbè. Sì, no, È vabbè, mancato è normale. quel pochino in più per andare in Serie D, però dai. Invece passando alla carriera sul campo, hai giocato fino a 43 anni, praticamente abbiamo detto anche questo prima, abbiamo detto anche questo, no, infatti non andrò a prendere tutta, non vi prometterei mai, sennò qua finiamo, c'è la trasmissione, facciamo il tu per tu e quella è la trasmissione di Piero. Non interessa a nessuno. No, questo non saprei, ecco, non mi permetterei mai. E detto questo, volevo chiederti come si arriva fino a una certa età, e gli sforzi, ma soprattutto quali sono gli sforzi maggiori, se sono mentali o fisici, perché poi a un certo punto penso subentrano anche quelli. Allora, ti stupirò, ma per quanto mi riguarda, ovviamente parlo per il mio caso, diciamo, le difficoltà a un certo punto sono state più mentali. Perché? Perché io sono partito da un calcio quasi 80, fine anni 80, insomma, no? Poi dopo ho iniziato con le prime squadre a metà degli anni 90 ed era un tipo di calcio, ok? Dove non c'erano i giovani, tante cose erano diverse. E quindi non essendoci giovani trovavi tanti giocatori ultra trentenni che formavano le squadre. Sì. Io sono arrivato ad essere ultra trentenne, quindi dopo i 30 anni in poi, che invece il calcio era già cambiato e quindi già uno che aveva 30-31 anni cominciava a dirti che sei vecchio. Sì. Ok? E quello lo avvertivo. Sì. Quindi ho dovuto passare questo ostacolo qui e mi ha un po' infastidito e forse è stato il motivo per cui ho voluto ancora più dimostrare di poterci stare fino a quando andava a me, non fin quando me lo dicessero gli altri. Infatti ho giocato a 41 anni in Serie D, quindi tutto sommato ho dimostrato che fisicamente potevo starci. Quindi diciamo che la parte più dura è stata appena dopo i 30 anni dove, diavolo, mi sentivo talmente bene e sentivo questo sottofondo che dicevano inizia a essere un po' vecchio. Diavolo, mi sentivo benissimo, infatti ho giocato fino a 43 anni, quindi è stata però una bellissima carriera e consiglio a tutti di portarla avanti il più possibile perché non c'è paragone dall'essere giocatore a essere qualsiasi altro tipo di ruolo nel calcio. E questa risposta mi ha fatto sorgere due domande in realtà. E la prima è effettivamente qual è il consiglio che si può dare per arrivare fino a 43 anni a giocare in questo modo? Assolutamente il discorso extracampo, se non ti curi dal punto di vista personale nella vita privata fai fatica ad arrivarci. Puoi arrivare perché fino a una certa età riesci a gestirti bene, nonostante anche magari puoi fare un tipo di vita non del tutto ordinata. Poi dopo se sgarri è chiaro che arrivi a un certo punto, sì, e poi è giusto che ti dicono che sei vecchio, capisci? Allora... Perché se non vuoi sentirti dire quelle cose lì, devi essere... Perfetto. Sì. E allora di conseguenza tu sei stato giocatore, l'hai vissuta da giocatore, l'hai vissuta da mister, l'hai vissuta prima e poi la domanda viene spontanea, anche da te quella sulla regola dei giovani. Se secondo te è una scelta giusta, tu che hai vissuto io ho vissuto un calcio senza... Nel calcio senza i giovani venivano fuori ugualmente, capisci? Poi io capisco le dinamiche attuali che vanno anche al di là del campo, perché secondo me vanno al di là del campo. Vedo che comunque ora si sta un attimino tornando anche nelle categorie magari inferiori a togliere qualche regola. Poi sai, io sento spesso adesso quando la nazionale perde il problema è i settori giovanili, non lavoriamo bene, ma io sono molto più semplicistico nel discorso. La vita è fatta di cicli. Ci sono dei cicli dove trovi le annate di campioni tutte ravvicinate. La Spagna prima di iniziare a 15 vincere, anni, chi se la ricorda al top dell'Europa? Vero. Nessuno. È vero, diranno hanno lavorato, sì, hanno lavorato, però si sono beccati anche una decina di giocatori fenomenali, top level tutti insieme. E poi da lì probabilmente diventa più facile lavorarci, probabilmente. Vi faccio l'esempio, se non ci fosse Sinner, il tennis adesso in Italia sarebbe così
sulla cresta dell'onda? Probabilmente no. Sì, no, beh, anche in Serve questo caso sempre- è andata di fortuna perché anche lì è un bravo. ciclo, perché poi non è solo Sinner, Vedi, ecco, sono, c'è Sinner e sono poi probabilmente i trovi 5 uno, due, migliori tre, giocatori capisci? nella storia del tennis Quindi, secondo italiano. me, tante volte si vuole troppo un po' marciare sopra il discorso dei settori giovanili. Ecco, perfetto. Invece l'ultimissima, che è una curiosità, non è neanche una No, domanda, ci mancherebbe. è Sono qua apposta. qual è stato il primo sgarro, una volta che appunto sei stato ligio, corretto la legge, e poi una volta che hai detto oh, basta. Guarda, talmente sgarro che mi sono fatto un mezzo Ironman quest'estate. No, per farti capire che sgarro, mi piace gareggiare, Ok, cioè ok. essere Competitivo. competitivo, sì, quindi voglio sempre essere a posto fisicamente e quest'estate mi sono concesso, non so se lo farò ancora perché È pesante. abbastanza impegnativo, sì. Però per farti capire che non mi interessa sgarrare, cioè mi piace piuttosto Metterti alla prova. sì, mettermi alla prova in perfetto. gare diverse. E Ironman qual è la cosa più difficile, l'allenamento o l'alimentazione in quel caso? No, l'allenamento, la gara. La gara stessa. La gara è devastante. È devastante. sì, sì. Perfetto, ora torniamo sul campo da gioco e iniziamo a parlare del primo dei due gironi, che sono quelli che ci accompagnano nel corso di quest'annata. Parliamo della Serie D, girone D, e andiamo con prima la classifica. Il girone? D. Ah, ok, perfetto. Chiedo Classifica. perdono. Allora, la classifica dice Lentigione primo a 41, appunto poi sarà il primo dei nostri due ospiti, Desenzano 37, poi abbiamo la Prosesto 35 con il Piacenza, 34 la Pistoiese, e poi invece nella zona diciamo un po' più calda lì in basso troviamo dal Sasso Marconi 20, Correggese 17, Imolese 16, Trevigliese 15, Tropical Coreano 11 e Tutto Cuoio 6. È anche un po' un parere di questo girone, non ti chiedo squadra per squadra, ti chiedo un po' prima di tutto la zona alta e di conseguenza La zona alta, allora, questo girone un po' di volte, un po' di partite le ho viste e bene o male le squadre che sono in cima, forse il Lentigione è una sorpresa, anche se l'anno scorso aveva già fatto un buon campionato, però diciamo che all'inizio dell'anno le accreditate... Nessuno l'avrebbe detto onestamente, sì, che il Lentigione no. primo, 4 punti Però, vantaggio, 7 sì, sulla esatto. Pistoiese. Però diciamo che comunque le accreditate sono più o meno lì, insomma, c'è il Desenzano, c'è la Piacenza, la Pistoiese, c'è la Prosesto che secondo me è la Prosesto un'ottima squadra, quindi diciamo che più o meno se la giocheranno queste, ecco. Dopo nella zona invece bassa, se non mi sbaglio aiutami tu, però credo che ci sia il Sant'Angelo che si sta un po' avvicinato ora alla zona un po' calda. Sì, ho visto, sì, esatto. Mentre poi mi sembra che il Tutto Cuoio forse abbia qualche... Tutto Cuoio penso abbia no, lasciato magari no, però... Ti inizia a essere, sì, no, siamo da 6 chiaro. punti a 20, 14, Senza dubbio. 5 giornate piene. Sì, inizia a essere difficile. però rispetto magari al girone B, che probabilmente vedremo dopo, è una lotta un po' più serrata per stare dentro o fuori i playout, mi sembra. Ecco, sì. Beh, il giovedì si è già creato un bel buco. Beh sì, ho visto una decina di punti. Un po' come è successo forse nel vostro C a una certa l'anno scorso. Sì, il nostro C, sì, poi è un girone, come ti dicevo prima, oltretutto era da 20 squadre, ma un girone particolare, proprio un po' diverso dal girone B, A e D che magari conosco un po' di più, insomma. Sì. Invece adesso iniziamo a parlare del primo protagonista, stiamo parlando appunto di Yaya Yassey e andiamo con i filmati prima, logicamente effettivamente qua mi redarguisce il mio regista con i numeri, 18 presenze, 2 gol in 1156 minuti giocati, classe 2000, invece ora andiamo con l'analisi delle reti fatte in corso di questa stagione, calciatore anche delle passate, calciatore che soprattutto molto bravo a segnare sia di sinistro che di destro, in diverse situazioni appunto il piede sinistro è il suo preferito, ma anche di destro non disdegna, ecco, la dimostrazione può arrivare a questi gol qua, controllo e tiro comunque preciso sotto tutti i punti di vista e qua lo schermo è lontano, mister. Mister fa fatica, ma anch'io faccio fatica. Sì, ma l'età quella. No, ma io non sono vecchio, però faccio fatica lo stesso. Poi non mi permetterei in realtà, non sono giovanissimo, ecco, anch'io, però e anche qui buonasera a tutti. Buonasera, ma ci ha anticipato in questo caso. Ora stiamo finendo, ora ti presentiamo un secondo. E poi altro invece spunto che volevo mettere in mostra, la velocità è impressionante. E questo gol contro il Crema, ma secondo me il prossimo gol si vede che quando prende parte non viene fermato praticamente mai e ora dovrebbe partire il play, infatti è qua contro il Ravenna l'anno scorso col Sasso Marconi partito. No, infatti mi stavo chiedendo che stadio fosse quello. No, è quello del Ravenna, sì, okay. infatti. E qua è partito poi il classico scaldabagno sotto l'incrocio e non si può fare niente. No. E invece parlando di numeri
numeri, ci giriamo. Okay. I numeri vedi qua i numeri. Siamo andati a prendere il dettaglio e sono 3,21 falli subiti di media nei 90 minuti, perciò è un giocatore che, come lo fermi quando un giocatore è veloce e tecnico, fai fallo, e infatti è il quarto della Lega per falli subiti. 2 assist e 2 pre-assist, 4 totali, per dare importanza anche al passaggio per l'assist, per far capire che è importante in tutte le situazioni di gioco, ed è come rendimento nei pre-assist il terzo di tutta la categoria, davanti a solo Latini e Mozzanica del Crema. Ora è arrivato il momento di annunciare Yaya. Ciao Yaya. Ciao. Ciao. Posso chiederti di mettere lo schermo in orizzontale? Sì, gira il telefono. Aspetta. Sì, di girare il telefono. Gira il telefono in orizzontale. Ok, a posto, perfetto così. no. Sì. Si vede molto meglio, no? Infatti, è tutta un'altra cosa adesso. Come va? Tutto bene? Sì, alla grande, grazie. Come sta andando questo 20 giorni? Che appunto partenza, ormai è una partenza, una stagione incredibile, perché poi primo posto, 41 punti. No, sta andando bene. Niente, allora io voglio chiederti poi effettivamente se questa giornata, diciamo, è stata importante per voi, perché poi è tornata la vittoria e soprattutto avete messo un bel mattoncino poi su molte delle avversarie, a parte Desenzano e Pistoiese. No, è vero. Cioè, io ti dico, cioè, abbiamo partito anche bene. È una squadra, cioè, veramente molto compatto. Cioè, poi ci alleniamo forte, abbiamo anche il mister che è molto bravo, e soprattutto anche i compagni che è più grande di me, che mi stanno anche aiutando tanto, e sono felice anche di questo. E io ti Sono chiedo... partito anche bene dall'inizio, ma adesso devo cercare di sbloccarmi un attimo, perché da un bel po' che non faccio più gol. No, vabbè, ma quello sicuramente arriverà, poi le prestazioni secondo me pesano anche più dei gol a volte, credo che il mister sia di quest'idea. Esatto, E poi gli fanno sempre fallo, come fa a fare gol, infatti. scusa. E qua poi viene spontanea, fatto questa faccia, viene spontanea, qual è la partita, diciamo, che tornando indietro non vorresti giocare perché ti hanno massacrato, detto apertamente? Dirò la prima, contro Prosesto. Sì? È rimasta quella lì? Cioè, quella partita lì l'è andata, a Perciò parte mia, anche a parte i miei compagni, abbiamo fatto partito male. Ok, perciò metti l'asterisco ora che poi c'è il ritorno, che poi tra 2 giorni. Esatto, non vedo ora proprio. E allora poi la domanda viene, diciamo, di conseguenza, un inizio di stagione incredibile, e vi chiedo se vi aspettavate poi dopo 18 giornate di essere a questo livello, a 4 punti di vantaggio sul Desenzano, in un campionato in cui dicevano tutti vabbè, sta giocando Desenzano, Piacenza e Pistoiese, essere lì più 4 sul Desenzano, più 6 sulla Piacenza e 7 sulla Pistoiese. Ti chiedo se anche voi ve lo aspettavate quando è iniziata la stagione, quando è iniziata la preparazione magari. Vabbè, ti ricordo che cioè, aspetta, tipo la nostra gara era la salvezza. Ma ci crediamo noi che c'era, perché lo meritiamo, siamo ancora lì, è ancora presto dire che siamo, cioè, È ancora più lunga? 4, no? Sì. Ma adesso vediamo a Prosesto. Questa partita è molto importante per noi. Una squadra forte, che abbiamo perso l'andata. Io ci credo che, cioè, l'abbiamo meritato stare lì. E io invece ora mi trasferisco al mister, anche tu hai fatto un campionato di vertice, abbiamo detto prima con la Solbiatese, e come abbiamo un campionato in cui si è stato anche avanti di qualche punto, ti chiedo come si gestiscono queste situazioni, poi come si cercano di gestire queste situazioni, Ma più che per tenere sempre gestirle, l'attenzione molto alta. Sì, più che gestirle, poi dopo loro hanno secondo me una fortuna rispetto al discorso mio della Solbiatese, che come diceva lui sono partiti per salvarsi, quindi sono abbastanza liberi di mente, quindi penso che sia la situazione migliore per loro. Tipo per l'Atalanta di Gasperini. Sì, bravo, una Atalanta di Gasperini, ne troviamo altre. Quindi si trovano ad affrontare questa partita con la Prosesto con la leggerezza più bella che si può avere prima di una partita così importante, quindi credo che, anzi, sicuramente saranno quelli che daranno più fastidio alle altre, che invece hanno, diciamo, Pistoiese e Piacenza, oltre ad essere favorite, hanno anche il peso del pubblico. Desenzano un po' meno, però ha il peso di una società che ha speso tanto in questi ultimi anni, quindi sono 3 società che hanno pressioni totalmente diverse, immagino, da quello che ha detto lui, quindi
andate sereni, correte e vincete le partite. L'unico Infatti, consiglio che ma posso noi darvi, siamo ecco. sereni, poi ovvio che siamo una squadra più forte, però Tanto ormai salvi siete Cioè, quasi salvi più o meno, dai, quindi... Ma 41 se non sono salvi, è un disastro, nel senso. Appunto, dico, ormai la salvezza è acquisita, quindi passate, già fatta. passate Adesso allo step puntiamo un altro successivo. oggettivo. Bravo, va bene. Metà classifica, no? Vabbè, se si fermano... Avete capito? Niente, e invece ora voglio soffermarmi anche sulla tua carriera perché hai giocato i preliminari di Conference League e ti chiedo, Sì, quella che poi è stata anche la prima Conference League in realtà, ti chiedo com'è vivere una situazione del genere e soprattutto come poi ti cambia la preparazione alla stagione perché effettivamente poi i preliminari di Conference League si giocano a luglio e tu devi essere pronto, c'è la partita dell'anno praticamente a inizio luglio e perciò ti cambia un po' tutto, perciò ti chiedo come si arriva, come ci si prepara. No, guarda, era un sogno, cioè, anzi non me l'aspettavo, mi hanno chiamato, ero anche in vacanza, poi fanno che se vuoi fare conference ci sono 2 o 3 partite, credo. Ho fatto solo 2 e ho detto sì, certo. Mi hanno contattato, sono andato lì a San Marino, Folgore si chiama la squadra. Sì. Abbiamo fatto l'andata là a Malta e poi a San Marino. Ho segnato anche là a Malta, però abbiamo perso. Come esperienza, come è Però è stata? stato bello. È stato bello. Infatti vorrei anche farlo, Lo puoi rifare. E invece poi la seconda domanda mi viene diciamo spontanea perché proprio sempre parlando di carriera e abbiamo un giocatore appunto di Serie D che ora è protagonista nella Coppa d'Africa che è Bangal col Mozambico sì. e mi viene spontaneo visto, chiederti sì. se effettivamente poi nel Gambia anche per fare un po' un punto della situazione anche per diciamo i meno seguaci in queste situazioni e ti voglio chiedere se poi nel Gambia il livello è così elevato oppure la possibilità che un giocatore di Serie D possa arrivare a giocare per la prima nazionale c'è. Ma il Gambia è un po' perché abbiamo tanti attaccanti. Sì. Cioè, sta solo uno mio amico che ha giocato in D, Francavilla, l'anno scorso, l'hanno convocato in terzino. Okay. L'unico giocatore in D che hanno convocato, i resti sono tutti Serie A, Serie B, Svezia, là. Però è difficile, c'è uno che è tipo in Serie D, Serie C sì, ti posso convocare subito, però in D è un po' difficile perché abbiamo tanti attaccanti. Però ci credo, ma magari arriva anche mio cozione, adesso vediamo. Vabbè, sicuramente sarebbe Anche se siamo stati solo 2 volte in Coppa d'Africa. sì, no, però secondo me era proprio collegato diciamo al momento e poi perché c'è la Bangal che comunque Serie D fa sempre un certo effetto vedere un giocatore di Serie D comunque giocare una competizione del genere. E invece sei un classe 2000 e ti chiedo poi anche quali sono poi le aspirazioni e il punto nella carriera, visto che hai iniziato dalla promozione, sei arrivato in Serie D, ormai sono diversi anni che stai in Serie D, ti chiedo se ti sei iniziato a chiedere dove vuoi arrivare e hai iniziato a fare un po' il punto e capire dove puoi arrivare anche. Il mio obiettivo è che arrivare in professionista, ma cioè, anche in C so che sarà difficile, però almeno fare la C 2 o 3 anni è un sogno per me, perché al D l'ho fatto quasi da 6 o 7 anni, sempre questo girone qua. E ti chiedo infatti come se hai avuto la possibilità di notare se c'è tanto stacco anche con il professionismo oppure credi poi di essere già pronto un po' per questo salto magari. Oddio. L'anno scorso che potevo anzi fare la C perché il Forlì mi aveva contattato prima di vincere il campionato. Alla fine non potevo andare perché il Sasso non voleva, il presidente fa no, ma ho detto, vabbè, allora ci sta. E mi sono fatto male a gennaio, la mandibola, fermo 2 mesi e mi tiro per quello. Magari andavo lì, vincevo il campionato al Forlì, mi faccio un contratto, quindi peccato. È un rammarico sicuramente della tua carriera. Ora però si parta con le domande a raffica, perciò sono delle risposte veloci, sono delle domande rapide. E partiamo subito con quella che è la preferita del direttore Piero, e perciò chi è che si veste peggio nello spogliatoio? Oddio, sono tanti, però dirò Capilupi. Ah, ok, che è venuto qua ospite qualche puntata fa e non aveva detto se stesso. Lo so, adesso mi mostrate le domande. Vabbè, penso. Cioè, nel senso, ognuno è libero di interpretare. Se è consapevole una persona. Invece chi mette la musica peggiore? Musica peggiore? Vabbè, in sport mette solo uno, Joe Nappo, Ok. quindi Ve la fate andare solo bene? lui. Ve la fate andare bene? La mette bene. Tito, ti dico, il museo peggiore è Tito, il portiere. Ok.
E invece il Lentigione vince il campionato? Dico di sì. Ok, perfetto. E l'esordio in nazionale, secondo te entro il 2027 può esserci? Sì. La tua squadra del cuore? Oddio. Qua è difficile, eh. Che io, cioè, non tifo, però, vabbè, tifo il Bologna, quindi Bologna. Ok, perfetto. L'avversario più difficile da battere del girone D? Quest'anno o in generale? No, no, quest'anno. Pistoiese, dai. Ok. Pensavo dicesse Lentigione, scusa, no? Mm, Poi la domanda dopo doveva essere in realtà campionato con Lentigione o la Champions League con la squadra preferita, però se hai detto che non tifa, mi sa che preferisci campionato con Lentigione. cioè, A prescindere, niente, non mi vorranno male i tifosi del Bologna in questo caso. Il tuo compagno di reparto perfetto? cioè, Lentigione oppure in generale? No, no, Dici? quello con cui preferiresti. Guarda, poi come puoi interpretarla tu la risposta in questo caso? È difficile, però. Sì. Vai, ti do qualche secondo, dai. Ce ne ho tanti. No, non ho capito io. Neanch'io. Che sei un po' Manuel no. Mele. Niente, non è un momento di down. Aspetta, perché ora va? Manuele Mele. Ah, ok, Ah, ok, sì, ok, scusa, ok. scusa, è che Ah? c'è stato un attimo di sconnessione. Però ora tutto a posto. Manuele Mele. Perfetto. E allora invece ti chiedo cosa non deve mai mancare nel tuo prepartita? Cos'è che? Non ho capito? Cosa non deve mai mancare nel tuo prepartita? Quello che devi fare sempre, un po' un rito scaramantico, non so se ce l'hai. Scaramanchio c'era solo uno che mettere il piede destro prima, No, ok, in in campo. campo. Il piede destro. Tu, mister, ne avevi qualcuno di rito No, scaramantico? No, per niente. No. Ha funzionato, comunque 30 anni. No, è un qualcosa, è una mia battaglia. Ok. Star contro le scaramanzie. E invece cosa non deve mai mancare nel post partita? Post partita. Non ho capito, scusa, una domanda. Cioè, post partita, finita la partita, cos'è che è la cosa preferita che fai sempre dopo la partita? Mm. Insultare se vinco. Esultare, sì, sì, sì. Insultare, Stagliare. Vabbè, gli altri al massimo. E invece poi ti chiedo quando farai il tuo esordio nei professionisti, secondo te? Quando? Sì, in termini di tempo. Lo anno. Ok, perfetto. Perciò è chiaro, è chiaro. Benissimo. Ora possiamo passare Prossimo al prossimo turno, che in realtà sappiamo già benissimo qual è il vostro perché è con la Pro Sesto, ma leggiamo anche le altre partite. Certo, via. Andiamo con Correggese Tropical Coriano, Pistoiese Rovato Vertovese, Lentigione Pro Sesto, Piacenza Cittadella Vismodena, Pro Palazzolo Desenzano, Progresso Trevigliese, San Giuliano City Imolese, poi abbiamo Sant'Angelo Sasso Marconi e Tutto Cuoio Crema. Oh, oggi bene, No, ma comunque sta roba che leggi lo schermo lì Oggi mi bene, distrugge, oggi bene. senza senso. Sì. No, perché di solito Io ho appena sbaglio. rifatto la patente. No, 10-10. Però gli occhiali, però gli occhiali. Vabbè. Allora lenti ingrandimento in realtà. Ma invece passando alle cose serie ti chiedo, Iai, appunto, che partita vi aspettate contro il Pro Sesto? Secondo te sarà una partita tanto diversa da quella dell'andata o un po' sulla falsariga di quella che è già stata qualche mese fa? Tanto prima che è andato, perché aspettiamo una partita proprio, cioè una partita intesa, tosta, perché sappiamo come giocano, anche loro sanno come giochiamo noi. Cioè il gioco giochiamo nello stesso modo, però questa volta li dobbiamo proprio mettere in difficoltà. Perché ti dico, anche la partita dell'andata abbiamo perso, però siamo rimasti tutti male anche adesso, cioè ci pensiamo sempre. Partito malissimo, quindi la domenica aspettiamo una partita proprio, cioè, Difficile. è proprio da vedere. Ok, e infatti ti voglio chiedere come si vive poi invece la stagione, sapendo che dietro di te è una difesa che ha preso, togliamo la partita con la Pro Sesto, 5 gol in tutte le altre, da attaccante com'è che la vivi? Non ho capito, scusa, non ho capito. No, allora sto dicendo, siccome la Lentigione è la miglior difesa,
ha subito solo 9 gol. Sì. Se togliamo la Pro Sesto, in realtà ne ha Esatto. subiti 5 nelle altre 17 partite praticamente, perché sono arrivati 4 con la Pro Sesto. E di conseguenza ti chiedo, tu da attaccante, sapendo che dietro hai una difesa praticamente perfetta, com'è che la vivi? Cioè, ti dico, cioè, ringrazio anche la difesa nostra perché sta mettendo molto, cioè, sta facendo molto bravo, cioè, bene. Anche in allenamento, cioè, è difficile fargli gol i difensori nostri. Cioè, difficile, ci metto anche tanto di fare i gol. Vabbè, Poi, cioè, secondo me lavoriamo come una squadra, perché davanti, se difendi davanti, in difesa non prendi gol. Quindi difendiamo come una squadra, difendiamo tutti. perciò, È per quello che prendiamo gol, cioè, ok. secondo me. Perfetto, perfetto. Invece mister, io passo a te e ti chiedo appunto il prossimo turno qual è la partita che seguiresti con maggiore attenzione. Beh, ce ne sono due, Lentigione Pro Sesto sicuramente, Sì. c'è anche Pro Pro Palazzolo Palazzolo Desenzano. Desenzano, che è un derby bresciano molto sentito e insomma due squadre che lotteranno parecchio e soprattutto Desenzano che sta in questo momento cercando di scalare le posizioni di testa. Quindi sono due partite che Interessanti, seguirei sicuramente entrambe. Sì. E l'ultima invece per salutare Iaia li faccio la schedina, perché secondo me Iaia la schedina la fa, perciò Lentigione Pro Sesto chi vince? Com'è? Lentigione Pro Sesto chi vince? Voi, immagino. Certo, Lentigione. Devo dire anche i risultati oppure solo... No, va bene 1x2 Vabbè, dai. il risultato, No, dai, se vabbè, vuoi dirlo, il risultato se vuoi dire lo dici. Dicelo, dai. Vabbè, vince Lentigione. Ok, va bene. Niente risultato. 3-1. 3-1, ok. Praticamente li ho ridate quasi tutto quello dell'andata. E poi invece Pro Palazzolo Desenzano? Posso Desenzano. Ok. E invece Pistoiese Rovato Vertovese? X. E l'ultima Piacenza contro Cittadella Vismodena? Bella partita. Piacenza. Ok, perfetto. Perciò comunque i punti sulla Pistoiese li guadagnate, sulla Pro Sesto li guadagnate, è un'altra giornata positiva in caso. Secondo Iaia è una giornata positiva. Certo. Detto questo, Però io... spero che cioè, capito, Sì. che andrà male anche per Pistoiese di Sanzano. Cioè, Vabbè, normale. Io Iaia ti ringrazio e niente, ti auguro buona fortuna per la partita di domenica. Grazie mille, grazie anche a voi. Buona serata, buona È stato un serata. piacere. Piacere nostro. Salve, grazie. Mister, io la domanda l'ho fatta perché comunque è Palazzolo e poi giustamente dobbiamo fare anche un po' di mercato, perché non so, la TV del mercato, quella è un'altra, però anche a noi piace fare un po' di mercato ogni tanto e chiedo cosa c'è stato col Palazzolo, in questi 6 mesi cosa si è mosso, se si è mosso qualcosa. Sì, col Palazzolo c'è stato un contatto, anche un colloquio con il direttore Floriano, ho avuto anche la possibilità di conoscere brevemente il presidente. Penso di essere stato uno degli allenatori che hanno contattato, poi hanno optato per una decisione, una scelta interna, andare avanti con il secondo dell'allenatore precedente, quindi la scelta è stata su quella, però sì c'è stato un contatto pochi giorni prima di Natale. Sì. E ti chiedo l'ultima prima di passare al girone B, quale squadra del girone D invece ti vedresti bene per giocatori, stile di gioco? È un po' proprio fantamercato. Sì, fantamercato lo so. sicuramente, però sì, diciamo che una volta toccato con mano la realtà Palazzolo era sicuramente molto interessante, affascinante, senza dubbio, o per quello che ho visto, per le persone con cui ho parlato. Una la conosco molto bene, che è il direttore Floriano, con cui ho un rapporto decennale, diciamo, anzi ben di più. Però a prescindere da questo, che è un discorso extracampo, le strutture, la squadra che ho visto più di una volta è un'ottima squadra sicuramente, che farà un giro di ritorno, sono convinto, molto importante, perché ha giocatori importanti e ha un contesto ottimo, sì, veramente. Vabbè, il Palazzolo ormai è una certezza. Sì, no, assolutamente. Noi invece dal girone D passiamo al girone B. E di conseguenza andiamo con la classifica che il mio regista mi fornirà prontamente, infatti sempre perfetto come sempre. Folgore Caratese 36, poi sempre la situazione con la nuova Sondrio, vabbè, però se no la aggiorniamo ogni 20 secondi, quando vedremo 38 poi ne parleremo. Brusaporto 34, Chievo Verona 33, Milan Futuro 31, Casatese Merate 30 col Villavalle chiudono un po' quella che è la zona playoff.
sfilza di squadre che termina con il Breno a 24 e poi inizia la zona caldissima: Real Calepina e Scansrosciate a 18, Varesina 14, Vogherese 13, Pavia 12, Nuova Sondrio 11. E la domanda nasce spontanea. Chiedo, allora, sicuramente come tutti già so la risposta, qual è che sorprende di più lì sotto? E viene la Varesina. L'ho vista martedì contro la Folgore Caratese, e confermo quello che ti avranno detto in tanti. È una squadra che non può essere in quella posizione cioè non può essere, quindi vuol dire che qualche problema ci sarà, però per quello che ho visto io la partita di martedì, è una squadra che ha dei valori assolutamente superiori a quello che dice la classifica, insomma, quindi credo che sia una squadra, seppur però adesso c'è anche da iniziare a guardare il discorso di stacco e punteggio, che 10 punti iniziano ad essere, mi sembra, 10 punti, giusto? Sì, no, però la fortuna, possiamo dire, della Varesina è che quelle nei play-out sono tutte nei play-out, cioè da 18 lo stacco certo. è 10 punti proprio l'uscire perché sono più di 3 partite, sono 4. Però ripeto, una squadra che ha veramente dei valori importanti, sicuramente non possono essere dei valori che hanno 14 punti in classifica. Avendoli visto sul campo. Perché io avendoli visti sul campo, sia dal punto di vista degli under e degli over, sono una squadra decisamente, per me, importante, fatta anche bene. Anche qua la domanda poi nasce spontanea, gioco questo termine, lo ripeto, qual è quelli che ti hanno sorpreso un po' di più? In positivo, intendi? Sì, della squadra, vedendola. Vedendola Varesina. Sicuramente il terzino sinistro che è sulla bocca di tutti, Vaz, giusto? Sì. Sicuramente che è già dell'Inter, se non erro. Vabbè, non lo so. No, dovrebbe essere già perché vuole andare a me non è dispiaciuto sicuramente l'attaccante centrale Costantino, giusto? Sì. Sicuramente è un ottimo giocatore. Anche il ragazzo che ha sbagliato il rigore, che adesso non mi ricordo il nome, al di là del rigore che si calcia, si sbaglia, capita a tutti, però è un giocatore che presso un 2007, se non sbaglio, è un giocatore importante sicuramente. Poi anche Guri, adesso dovrei dirtene tanti, ma veramente ci sono dei giocatori di ottimo livello, sì, assolutamente, come spesso capita alla Varesina, perché ha un buon reparto scouting dal punto di vista dei giovani. È chiaro che stupisce veramente il fatto che, ma neanche al limite playout, proprio dentro, mi sembra veramente un po' troppo strano, sì. E ti chiedo, hai parlato di rigori, hai mai sbagliato un rigore? Beh sì, ne ho tirati pochi perché non ero un rigorista, però quelle volte che mi è capitato qualcuno ha sbagliato. Poi... Il peggiore che ti rimane impresso in mente? Ne ho sbagliato uno, sì, questo sì me lo ricordo. Giocavo nella Trizium, siamo andati ai rigori contro la Sobbiatese, pensate. In un ottavo di finale di Coppa Italia siamo andati ai rigori, ho sbagliato. E abbiamo perso su quel rigore che ho sbagliato. Okay. Sì. Lì. Quello mi è rimasto un po'. Perché avevo fatto il pareggio io all'ultimo minuto. Perciò sei arrivato sul dischetto, bravo, esattamente quello. Io ero arrivato bello sfondo la porta adesso. Carico sul dischetto, e invece l'ho sbagliato e siamo usciti. Stati eliminati, sì. Però com'è che Coppa Italia di Serie D, ma com'è che si esce poi lì dal si esce facendotela passare, ci vuole qualche giorno, poi dipende che persona sei, onestamente. Beh, uno competitivo, io sono molto competitivo, Perfetto, ma la cosa migliore della vita, perché se non hai obiettivi è un casino. Credo la mia compagnia di amici mi odi perché sono troppo competitivo, però... Ma spesso sono le persone odiate quelle che vengono ammirate, no, vedere una battuta. Scherzo. Ci vuole un paio di giorni, poi dipende anche dall'importanza del rigore che vai a calciare, capisci? Quindi... tutto passa. Okay. Sì, diciamo, sicuramente non era il rigore di Baggio. No, quello penso che l'avrei sofferto un po' di più. Sì, quello penso di sì. Appunto ti dicevo, dipende dal contesto in cui stai calciando il rigore. A me scoccia perdere il calcetto del venerdì sera con gli amici, figurati sbagliare un rigore nell'ottavo di finale di Coppa Italia. Per noi che stiamo calciando il rigore in quel momento lì, per me la Coppa Italia di quel momento là, per te il calcetto, per Baggio i mondiali. Chiaro che poi dopo la risonanza è diversa. Logico. Invece ora abbiamo parlato della capolista del girone D, passiamo in quella che è l'inseguitrice invece del girone B, e
quello che secondo me è il maggior protagonista di una squadra che sta sorprendendo tutti, cioè Giorgio Siani, classe 1997, 16 presenze, 9 gol in 1096 minuti giocati. Andiamo al contrario, partiamo dai dati alla lavagna, perciò i numeri nel dettaglio sono che quello che sorprende me, secondo me, più di tutti è 4,46 expected goal, 8 gol fatti in campionato, 9 includendo la Coppa, però questi sono i dati del campionato. E se un giocatore sulla carta, secondo i numeri, dovrebbe aver fatto 4 gol e un po', e ne ha fatti 8, vuol dire che ha qualità, cioè quando il pallone nell'aria è un attaccante forte, fa gol qua in queste situazioni. E anche questo non è male. No, infatti, poi però arriviamo dopo. Poi 40 tocchi in area di rigore, è il nono di tutto il campionato, e fa anche capire quanto è importante dentro l'area di rigore. 4,28 tocchi per partita, visto che spesso viene sostituito prima, e infatti il dato ancora più importante è che quando c'è lui in campo si parte 1-0, perché una cosa giusta fatta ogni 88 minuti vuol dire che una partita, si inizia 1-0, e mister iniziare 1-0 beh, insomma, un vantaggio, non è differente. Farebbe piacere a tutti, credo. Detto questo, iniziamo invece con il focus video, attaccante d'area di rigore, l'abbiamo detto, e infatti gol da bomber puro. Quando la palla arriva da quelle parti, per la difesa spesso, soprattutto quest'anno, ma anche negli anni passati, perché sono già 3 o 4 le stagioni quasi in doppia cifra, includendo questa, c'è da farsi il segno della croce. Poi il mister lo sa bene, perché è doppietta Villavalle Caravaggio, sì. ultimo minuto. Vabbè, è successo, però appunto è un attaccante che ha grandi qualità, anche qua rimorchio, gol su assist di Perrotti, e poi quando freddezza, perché anche lì prende in controtempo il portiere mentre magari si aspettava l'apertura. Questo è un penultimo, qua non si vede bene, mister, a me spiace, perché in realtà è un gol incredibile. Stop, parte in prima, stop e mezza rovesciata per ma può essere che siamo dove qua? A Brianlignano? Sì, era l'anno scorso. Secondo Focus invece è un solo gol, perché anche la velocità di punta è impressionante. Qua stop e poi prende il volo praticamente e arriva come tutti. Sì, contro il Chievo. E niente, ora è arrivato invece il momento di introdurre in trasmissione Bomber, Giorgio Siani. Ciao, buonasera, grazie dell'invito. Ciao Giorgio, posso chiederti di mettere il telefono orizzontale? Certo. Perfetto, grazie mille. E io in realtà a Giorgio lo volevo già invitare prima, poi c'è stato Brusaporto Oltrepo, gestendo la comunicazione Oltrepo, ero lì e ho detto guarda, la prima puntata, perché io gli ho detto ti avevo già invitato, lui mi ha detto no, non è vero, non mi è arrivato niente. Allora poi sono andato a controllare, effettivamente l'avevo pensato ma non l'avevo invitato, e allora ho detto la prima puntata, che chi inizierà nel migliore dei modi se non con Giorgio Siani in questo caso. E niente, io passo al mister e chiedo: mister, vuoi dire qualcosa a Giorgio, visto No, gli faccio i complimenti, gli giro i complimenti per il campionato di quest'anno che stanno facendo sia individualmente che di squadra. La squadra sta mantenendo bene o male gli standard dell'anno scorso, anzi forse decisamente meglio, forse, perché se non ricordo male l'anno scorso è stata poi la fine fuori dai playoff, sì. E mentre quest'anno sono ancora belli in corsa per tanti obiettivi. E ripeto, complimenti ai numeri che mi hai fatto vedere, che i suoi personali, complimenti anche per l'anno scorso che siete arrivati ai playoff con il Villavalle del mio amico Lorenzi e del mio amico Sgro, e quindi rinnovo i complimenti. Grazie mille, gentilissimo. Ci mancherebbe. E invece Giorgio, passando al Brusaporto questa stagione, ti chiedo se sin dall'inizio, vedendo anche un po', diciamo, il Milan futuro, che era un punto di domanda, e il Chievo sì è vero, era la gran favorita, ma insieme un po' alla Folgore, però la Folgore fino a quando sono arrivati Tremolada e Caldirola comunque avevano era un passo indietro rispetto a quello che poi è stata per questi mesi. Poi Caldirola se n'è andato proprio in queste ore, perciò era cambiato di nuovo tutto. Ma chiedo se voi del Brusaporto eravate già convinti di poter fare un campionato di questo tipo e dar fastidio un po' a tutte. Senz'altro, onestamente non è che ci fosse questa convinzione all'inizio. Sapevamo che ci sono delle squadre che già da inizio anno partivano con quell'obiettivo, e noi voglio partire proprio come avete detto l'anno scorso, che il Brusaporto ha già fatto un buon campionato. La forza del direttore è stata quella di tenere tutto lo zoccolo duro, perché i vecchi sono rimasti praticamente tutti e sono state inserite solo due o tre persone, me compreso, obiettivi mirati e
Ci sarà un momento di blocco qua. Niente, questo Cosa è il che bello capita. della, il bello della diretta. Non me l'hanno ancora mai giocata questa frase. La sono giocata adesso. Vediamo se torna. Vediamo. Ci vuole anche la componente dei Mi sa che no. giochi. Il problema è che è spedito, mi sa, da sotto. sì, È il suo momento. No, però qua... me lo sono bloccato. Forse Di presi dei torna. giovani molto interessanti. Ok. C'è stato un momento di down, cioè per un attimo non si è sentito niente. Sì, è andata via la connessione. Non so se ora ci senti. Sì, ora sì. Ok, mi sentite ora? Sì. Poi praticamente partire da zero perché è andata via subito la connessione. No, dicevo che è stato molto bravo secondo me il direttore, perché ha confermato praticamente tutto lo zoccolo duro dell'anno scorso e ha inserito soltanto un paio di vecchi nuovi, me compreso, e poi diciamo che ha preso anche dei giovani molto interessanti, ma inizialmente c'erano sicuramente squadre che partivano con quell'obiettivo. Noi siamo partiti per fare un buon campionato, sai, le solite squadre che all'inizio pensano a una salvezza tranquilla e poi si vedrà. E invece in questo momento ci ritroviamo ad oggi la prima inseguitrice insieme a un altro gruppetto di squadre della capolista, e quindi ci godiamo il momento, ci stiamo godendo tutte le settimane, tutte le domeniche, e siamo ovviamente molto soddisfatti di quello che stiamo facendo fino adesso. E io voglio chiederti anche un retroscena di mercato, perché possiamo dire dopo 2 stagioni a Villavalle fatte bene, anzi molto bene, con praticamente quasi doppia cifra di gol e assist in tutte e 2 le stagioni, come il Brusaporto ti ha convinto, visto anche il Villavalle, hai visto un po' come la realtà in Serie D più importante ora nel bergamasco, perciò comunque essere convinti a inseguire quasi. Ti chiedo com'è stata la trattativa e come è arrivato il tuo sì. Ma allora, diciamo che io avevo tutto il piacere a rimanere a Villavalle, perché mi sono trovato veramente bene per 2 anni, col mister e con buona parte del gruppo avrei continuato proprio ad occhi chiusi, soltanto che poi vabbè, le trattative si fanno in 2, e la volontà di continuare insieme bisogna averla entrambi. E nulla, quindi quando ho capito che non c'era tutta questa volontà di proseguire insieme, poi Davide, appena l'ha saputo, che è il direttore del Brusaporto, abbiamo trovato un accordo veramente, forse da quello che ricordo neanche una giornata, quindi mi ha mostrato veramente la volontà di fare questo colpo, e non ci ha pensato 2 volte a trovare un accordo con me, e l'abbiamo trovato subito in mezza giornata. Invece mister, appunto abbiamo detto tanti anni di carriera, mi viene spontaneo chiederti, c'è stata mai qualche trattativa un po' lunga, intendi? Sì, no, lunga, comunque una trattativa divertente, un retroscena divertente di una trattativa, non ne ho viste tante, cambiato diverse maniere. No, una sì, ecco, guarda, adesso che mi ricordo, quando sono passato, pensa tu, adesso ti dico, dal Chiari all'Atrizium, e c'era un problema che in quel momento aveva delle vicissitudini extracampo, il nostro extra società, il nostro presidente del Chiari, e quindi stavano andando via tutti. Era il periodo che c'era giocavo con Ubner lì con Stroppa, così, quindi tutti dovevano andare via. Però è arrivato un certo momento che quando devo andare via io non c'è il segretario che deve mettere il timbro sul passaggio, sul trasferimento, no? E quindi siamo trovati il mio procuratore e l'allora vicepresidente che era rimasto al Chiari in un'area di sosta con un timbro fatto un po' così, giusto, alla sperando poi passasse. Alla buona maniera, e siamo riusciti a fare il trasferimento all'Atrizium, sì. E fu un momento così perché a Chiari non potevo rimanere perché era finito tutto. Sì. Ed era lì, c'era ancora il mercato a novembre. Ok. Io dovevo andare a Trizium, ma era finito, i giorni erano terminati, quindi c'era un po' di tensione per quello. Vabbè, poi però è andato tutto nel migliore dei modi. Diciamo che è un aneddoto un po' divertente può essere quello. Sì. L'area di servizio te la ricordi? Cosa? L'area di servizio te la ricordi? Guarda, eravamo a Bergamo, da quelle parti lì, può essere Damine, può essere magari più avanti, quella che c'è prima di Agrate, insomma. Quella lì, una di quelle 2 lì. Ok, perfetto, io sono contento così. Ora abbiamo fatto la pubblicità, un'area di servizio sulla 4.
per fare contratti andate lì. No, infatti si fanno anche i timbri, nel dubbio si fanno anche i timbri. Invece tornando alla Serie D e tornando al girone B, voglio chiederti quella che è un po' la notizia delle ultime ore, l'addio di Caldirola, come, se giustamente ormai vi trovate lì, se avete vissuto comunque come una cosa positiva o effettivamente, perché poi la perdita di un giocatore del genere in un meccanismo alleato sicuramente ha delle conseguenze, o se la possibilità di sostituirlo praticamente con chi si vuole nella categoria, visti i fondi a disposizione, dà ancora, diciamo, un là alla Folgore e amplia un po' il gradino di differenza tra le due squadre. Ma senz'altro, allora, la cosa strana è che Caldirola fosse alla Folgore Caratese, perché con una carriera di tutto rispetto è strano che fosse lì, ecco, all'inizio dell'anno. Poi in questo momento ha avuto una proposta importante, quindi era anche giusto accontentare il giocatore, anche perché poi la Folgore Caratese sicuramente si ributterà sul mercato per coprire quel ruolo. Ma no, a noi non ci interessa più di tanto il mercato delle altre squadre. Noi vogliamo veramente ogni partita divertirci, perché obiettivamente ci stiamo divertendo. Poi ti chiedo invece, ne hai fatte tante in Serie D negli ultimi anni, hai giocato tante stagioni, principalmente tutte positive, però hai giocato anche in Serie C, in una piazza importante come il Ravenna. Ti chiedo un po' che stagione è stata e soprattutto se ora, con una maturità diversa, vedi l'obiettivo del professionismo alla portata ancora adesso. Ma la stagione a Ravenna è stata una stagione dove ero ancora molto giovane e avevo davanti due attaccanti molto molto forti, che erano Nocciolini e Galuppini, e quindi ho fatto una stagione praticamente subentrando ogni partita, quasi sempre, ma sempre da subentrato, quindi è molto difficile poi avere continuità di rendimento, e poi le partite nei secondi tempi sono sempre ben diverse. E quindi è stata una stagione un po' così, senz'altro comunque positiva, che mi ha lasciato tanto, e però questo, ecco. Poi riguardo al mio obiettivo di tornare nei professionisti, senz'altro a oggi non è un mio pensiero fisso, ma è ovvio che io scendo sempre in campo per far bene, e quindi poi ascolterò qualsiasi chiamata, se ci sarà, e se si arriva dai professionisti ben venga. Invece poi andando avanti nella carriera, avventura al Fanfulla, e venendo da quelle parti, l'abbiamo chiesto anche a Ostoni proprio qualche giorno fa, chiedo un po' com'è stata quell'avventura al Fanfulla, ma anche un po' un parere sul Fanfulla di adesso, se un po' ti spiace la situazione che sta vivendo comunque quella che è il capoluogo di provincia lombardo più in basso nel calcio lombardo. No, certo, la situazione attuale dispiace, perché io tra l'altro ho vissuto la stagione in cui forse è iniziato un po' il tutto, il declino, quindi ci siamo salvati, ma c'erano tanti problemi societari, e nulla, quindi dispiace per la città, per i tifosi, perché meriterebbero ben altro, però purtroppo sta succedendo un po' troppo spesso in piazze italiane anche importanti, in cui non si ritrovano nella situazione che meriterebbero. E tornando invece, diciamo, alla carriera di Giorgio Siani e chiedendo una domanda un po' personale, ti chiedo come rispondi, cerchi di rispondere magari a tutte quelle persone che ogni tanto, quando parlano di Giorgio Siani, si parla di un giocatore magari un po' fuori dalle righe anche, diciamo, non tanto il giorno della partita ma nella settimana, e tendenzialmente tu invece come cerchi di rispondere? Ma io sono un giocatore che cerca sempre di divertirsi, quindi anche in settimana magari per me passa in secondo piano lo sforzo fisico, il lavoro, e quelle cose qua, quindi provo lo stesso a dare il mio contributo anche ai miei compagni di squadra, che appena mi conoscono comunque sanno come sono fatto, e quindi mi metto a disposizione magari in altro modo rispetto a come fanno altri, però poi alla fine la domenica ho sempre cercato di dare il massimo, e la storia delle mie stagioni comunque parla di stagioni in cui alla fine ho sempre raggiunto i miei obiettivi che mi ero prefissato, ecco. Mister, invece tu hai avuto magari nella tua carriera c'era quell'allenamento che non volevi mai fare?
No, in particolare no, ti dico... No, anche con la preparazione. Vabbè, la preparazione è sempre quel periodo dell'anno che ti appesantisce un po', poi adesso onestamente dalle preparazioni... Di prima? Sì, prima le vivevi proprio male perché sapevi che andavi a farti 3 settimane magari lontano in mezzo ai boschi e non tornavi mai a casa. Adesso tante squadre non fanno neanche più ritiro, quindi in queste categorie intendo, quindi si vive decisamente diversamente. Di conseguenza la domanda è chiara, cioè il ritiro peggiore? Il ritiro peggiore l'ho fatto con Savona nel 2000 credo, e sono stati più di 20 giorni sì, sopra la Spezia, ma oltretutto in un posto veramente sperduto. Avremmo fatto mezza giornata libera, pesante. Mister Zeman. Mister Ferraro. Però Ferraro. Alla fine della stagione ne è valsa la pena o non è neanche portato risultati? Guarda, ti dico la verità, non sono rimasto perché ero là a fare il ritiro, poi sono tornato in Toscana, io avevo giocato a Vireggio in Cilano prima, sono tornato poi in Toscana a giocare nel Versilia, quindi non sono rimasto. La tua memoria quel Savona ricordi? No, poi Savona, quell'anno arrivavo a secondo. E l'anno dopo andò in Serie C. Allora comunque... allora hanno fatto la preparazione per i 2 anni. Era una squadra... era una dopo non sono andato 3 anni. In rampa di lancio. Fu l'ultimo Savona che poi andò nei professionisti, poi adesso non so neanche che no, neanch'io. Savona non voglio sbagliare. Una piazza importante, veramente bella come piazza. E invece prima del quizzone ti chiedo dove preferisci agire in attacco e soprattutto qual è il compagno nella tua carriera migliore con cui hai condiviso, diciamo, il campo, cioè quel giocatore, quell'assist man che sai che andavi tranquillo in campo perché una palla buona partita te la mette sempre. Allora, io sono un giocatore che non ha mai amato stare tanto in area di rigore o fare duello con il difensore centrale. Cerco sempre di trovare la posizione che poi mi consente di creare una giocata positiva, offensiva. Quindi non mi piace avere un determinato punto di riferimento e una posizione ben specifica, mi piace svariare molto e questo a volte non piace tanto agli allenatori, però io so che per dimostrare le mie capacità ho bisogno di fare ciò e quindi l'ho sempre fatto e quando poi anche l'allenatore mi capisce, poi mi apprezza per quello che faccio ed è contento, ecco, quindi è un po' questo il discorso sul mio ruolo. Per quanto riguarda giocatori con cui mi sono trovato bene, senz'altro l'ultimo che mi viene in mente è Perrotti, ho fatto 2 anni con lui, sono contento che ogni anno sta dimostrando sempre di più il suo valore, quindi senz'altro con lui sapevi che si creava una giocata, una palla gol. Poi ho avuto altri giocatori, senz'altro ho avuto Santo Nocito ad Arconate, ho avuto Di Sabato a Sabona, poi sicuramente ne sto dimenticando altri, però per fortuna ho sempre giocato con gente che sapeva alzare la testa e guardare i tuoi movimenti, ecco. Perfetto, e ora invece andiamo al momento clou della puntata, il quizzone. Ha sfidato, abbiamo preso tanti giocatori, abbiamo 2 che hanno vinto, 7 su 7, sì. E il premio è o una batteria di pentole se sei fuori sede, o una bicicletta con cambio Shimano. Niente, vabbè. Giovane io quando vabbè. Era quello che faceva ridere, alla Mastrota era. Infatti se mi sbaglio ci ha consigliato un mister, però non mi ricordo chi. Ora mi sfugge. Almeno. Ora non... no, sicuramente era un mister, perciò comunque l'età in realtà sei giovane anche come mister, però magari è stato proprio Melosi, adesso non mi ricordo. Può essere. Non mi ricordo se era lui o Scavo, uno dei 2 comunque. Vabbè, e ora possiamo partire. La prima domanda è sempre quella sull'ospite e ti chiedo a che età mister Rota si è ritirato da calciatore. A 40, B 45, C 43. C 43. Bravo. Anche se l'ha detto prima in trasmissione, questa era anche domanda d'attenzione. È andato a metà. Quanti reti hai messo a Referto in Serie D? Qua non c'è, lo devi sapere e basta. Io? Sì. Non lo so, ma provo a dire intorno ai 63. In realtà hai sbagliato di poco perché erano 61. Ci sei andato vicino. Allora,
Hai militato nella seconda serie del calcio olandese. Qual è stato il tuo score in quella stagione, sia di presenze che di reti? Purtroppo travagliato da infortuni, quindi mi sembra 3 presenze e 1 rete. Giusto? E qua a me viene la domanda, perché ti chiedo com'è vivere all'estero, e soprattutto per un giocatore che comunque ha fatto spesso il dilettantismo, avere la possibilità di fare una stagione fuori. È vero che era ancora molto giovane, non so poi quale che sarebbe stata la carriera, però fare una stagione fuori, com'è che si vive e soprattutto quanto ti ha formato? Ma è stata una bellissima esperienza che auguro a tutti, soprattutto a quell'età. Io ero di proprietà della Juventus e ero ad allenarmi a Vinovo insieme a altri ragazzi sotto contratto con la Juve, e quando si è profilata questa opportunità non ci ho pensato 2 volte, ero giovane, non avevo problemi ad andar via di casa, anche perché l'avevo fatto già da più giovane nel settore giovanile, quindi un'esperienza che mi ha formato tanto. Intanto ho imparato meglio l'inglese e ho visto un altro tipo di calcio, ho visto un altro modo di vivere il calcio, quindi sono stato veramente contento di aver fatto questa esperienza, purtroppo, ripeto, travagliata da infortuni, quindi era più il tempo che passavo tra infermeria e palestra a recuperare che il tempo in campo. Però tornassi indietro la rifarei, avrei voluto anche fermarmi un altro anno in più, però per vari motivi non c'è stata la possibilità, e quindi un anno che mi ha formato tantissimo, lo auguro veramente a chiunque. Tornando sul te un po' di esperienza all'estero non le hai mai avute, mister, no? No, no. L'avresti voluta provare? Ho fatto tornei con la Padania all'estero, tanti. Torni con la Padania? Sì, tanti, belli anche, molto belli. Ma Beh, esperienza all'estero di un anno intero no. Però mi ricordo che avevo letto qualche, ero più piccolino, però avevo letto qualche Bellissimo. articolo su Posti che non avrei mai visto senza quello. Invece, tornando al Super Quiz, al momento siamo 2 giuste e 1 sbagliata. Sappiamo per certo che il calciatore più anziano del Brusaporto è Selvatico, ma invece se ti volessi chiedere quello che è il più giovane ad aver fatto almeno un minuto nel corso di questa stagione? Allora, è entrato un ragazzo, mi sembra del 2008, proprio domenica, che si chiama Sidin. Giusto? Non so se 2009, però vabbè, dai, te la contiamo sì, giusto. 2009, però sì. Giusto. Sì, infatti l'avevo reso apposta perché avevo letto l'articolo oggi sul sito. E niente, sono diverse le stagioni in cui hai superato la doppia cifra di marcature. Se invece ti dovessi chiedere la tua miglior stagione dal punto di vista degli assist, qual è? Mi sembra il primo anno di Villavalle, quindi 2 anni fa. Giusto? Bravo. Poi invece... Non ce lo dici, scusa, quanti assist ha fatto Nicola? L'avrai segnato, no? Sì, 7. Ah, ok, grazie. In realtà, se vogliamo essere proprio precisi, 7 anche l'anno dopo, però uno era in coppa, perciò era... vabbè, nella tua avventura, perciò le avevo tenute buone tutte e due, ho detto. Nella tua avventura a Ravenna hai condiviso lo spogliatoio con un calciatore che è attualmente ancora in Serie A. Di chi stiamo parlando? Di Youssef Malé. Giusto. E invece un altro calciatore che non è in Serie A, ma è appena arrivato questa non è una domanda, è appena arrivato alla Sampdoria, è uno dei 3 fratelli Esposito, sì, Salvatore. Voglio chiederti un po' che giocatore era già da giovanissimo, un po' come te in quell'epoca. Lui è arrivato a gennaio, io ero lì dall'inizio dell'anno, lui è arrivato a gennaio in prestito dall'Inter, mi sembra, dalla SPAL. E ha dimostrato veramente fin dal primo allenamento tanta caparbietà, tanta già maturità nel gestire il pallone, aveva già una buona muscolatura, quindi fisicamente era già avanti, era un po' avanti sotto tutti i punti di vista, quindi poi è normale che un ragazzo determinato poi arriva. E ti voglio chiedere se effettivamente se sei di quel partito che Esposito in Serie B non si può più vedere, cioè nel senso ormai è un giocatore pronto, fatto e finito probabilmente per la Serie A. Sì, sono d'accordo. Diciamo che adesso ha un'opportunità alla Sampdoria, la quale è una squadra, si può dire, da Serie A, che vabbè, ultimamente ha avuto dei problemi, però gli auguro di tornare in Serie A con la Sampdoria. Ha un contratto di 4 anni e mezzo, mi sembra, quindi sono sicuro che se non ci saranno problemi societari, la Sampdoria tornerà in Serie A e lui sarà protagonista. Perfetto, invece l'ultima, ma non meno importante, il classicone dei nostri quiz: qual è il santo patrono di Brusaporto?
Questa. Sì, me lo sono segnato. Vabbè, sarà impossibile, tutti gli ospiti sapere tutti. Madonna. Ad oggi potrei dire Santerletti. Però questa è una risposta bella, mi è piaciuta, ma non è quella, è Santa Margherita, mi dispiace. Detto qua, è terminato con un onesto 5 su 7. Comunque un buon risultato, un buon risultato. Non lo porta alla vittoria, ma non lo porta neanche alla figuraccia, perciò siamo tutti contenti. Zona playoff, Sì, zona playoff. Possiamo andare invece con il prossimo turno del girone B. Allora, la 19ª giornata vede Chievo Verona, Casatese Merate, Breno Vogherese, Caldiero contro Castellanzese, Folgore Caratese Villavalle, Milan Futuro Pavia, Nuova Sondrio Scanzo Rosciate, Oltrepo Varesina, Real Calepina Brusaporto, Virtus Ciserano Bergamo, Leon. E poi la domanda di rito: che partita vi aspettate con la Real Calepina, che è vero, è una situazione di classifica non semplice, però sappiamo essere una squadra che a prescindere dalla partita, dall'avversario, poi gioca il suo calcio e perciò tendenzialmente sono sempre le altre che un po' si devono quasi adattare alla Real Calepina. Sì, ma infatti la Calepina è una delle squadre che gioca meglio nel nostro girone, quindi ci abbiamo anche perso 3-0 l'andata, non meritando un passivo così ampio, però ci aveva messo in difficoltà, e quindi abbiamo voglia sicuramente di rifarci, in primis. Seconda cosa, dobbiamo vincere per stare attaccati al treno, e la partita sarà ovviamente difficile, perché poi in questo momento se trovi una squadra che è in alto è difficile perché è in alto, se la trovi in basso perché ha bisogno di punti, e quindi non ci sono partite più facili di altre. E l'ultima, prima di salutarti, non ti chiedo chi vince questo girone, perché la risposta sarebbe abbastanza ovvia, credo. Ti vado a chiedere invece quali delle due secondo te retrocedono, le due che retrocedono. Ad oggi per vari motivi potrei dire la Vogherese e forse il Sondrio, perché il Sondrio, dico la verità, anche se abbiamo vinto 3-0 l'ho vista meglio, ha preso un allenatore diverso, tanti giocatori, quindi sicuramente farà un girone di ritorno diverso. Ecco, sicuramente il ritardo che ha è abbastanza importante, quindi a meno di grosse strisce positive direi Sondrio e Vogherese. Perfetto, grazie mille. Io Giorgio ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e ti Grazie a auguro voi. una buona serata e una buona fortuna poi per il match di questa domenica. Grazie mille, alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao. Abbiamo scelto due giocatori che hanno perso una partita equivalente all'andata e ti chiedo invece a te, mister, qual è la partita che giustamente fino a prova contraria questa domenica sei libero. Sì, vabbè, non so mai, domani è arrivata all'ultimo secondo. Okay. Beh, intendi il girone B, immagino? Sì, girone B. Credo che Chievo Casatese è già una partita interessante, Sì. Decisamente. Poi le altre non me le ricordo. A me tutte, per certi versi affascina un sacco Milan Futuro Pavia, perché il Pavia l'ho visto Milan malissimo. Futuro, io il Milan Futuro l'ho visto tante volte quest'anno. Sì. È una squadra indecifrabile, nel senso che ogni partita almeno 4-5 giocatori interpreti cambiano, quindi fai fatica sempre a inquadrarli. Perché è difficile inquadrare, potrebbe essere Pavia, la prova un po', cioè per capire se Milan Futuro può effettivamente dar fastidio. Non lo so, lì in alto. non so neanche se ne hanno tutte queste necessità. Lo so, detto però sinceramente. Giocano per far il meglio possibile. Io sono il poi... primo che condivide questa idea. Però ormai si trovano a 31 certo, punti. Ma sicuramente loro faranno il massimo delle loro possibilità per stare in alto, però è una squadra che alterna momenti di totale dominio, perché hanno giocatori che nella maggior parte dei casi faranno i professionisti, perché è reale la cosa, presi individualmente tanti di questi ragazzi faranno i professionisti, a momenti dove tanti di questi ragazzi che non sono ancora pronti per fare i professionisti dimostrano le loro lacune dal punto di vista dell'esperienza, e in questa in questa categoria qui la paghi questa cosa qui. Quindi il Milan, non so, se comincia a girare sicuramente può dar fastidio. Il Pavia, di cui mi dicevi tu, non l'ho mai visto, lo conosco poco, conosco solamente l'attuale che è appena andato preparatore atletico e anche il secondo di mister Filippini. Non so dirti altro, ecco, questo non lo so. Non l'ho mai visto, a me così. Però ecco, diciamo delle partite che ho
che ho sentito ora. Beh, c'è anche un Folgore Villavalle. Che sì, infatti sto non è male, sì, esatto. Però lo dicevo più che altro perché il Pavia, io mi aspetto un moto d'orgoglio in questa situazione, perché è una situazione molto complessa quale partita se non quella contro il Milan, perché comunque poi si parte sempre avanti come Milan, e perciò no, chiaro, sì, poi dopo in questo momento per il Pavia può esserci chiunque. Sì, no, deve essere, sì, no, lo so, però una svolta, insomma, ecco. Non lo so, vediamo un attimino, però è chiaro che è una situazione complicata. Lo chiedo anche sempre al regista, perciò andiamo anche con la risposta del regista, che il regista sorprende, dice, inizia a dire certe partite. No, io sto dicendo, tipo per esempio, che ne so, Caldiero Castellanzese, per me è una buona che è una partita che chi vince va bene tutto a tutti. No, dico, esatto, che può valere niente, però comunque è una partita importante per capire se qualcuno magari può ambire a qualcosina in più, oppure devi stare un po' più attento posso dietro. Dirti, scusami, allora ti posso dire anche che Sondrio scansa lo Sciacca. Certo, al contrario, sì. Quello lì contrario è una partita pesante. Sì, lì 3 punti valgono 6. Esattamente. Sì. Forse anche 9. Se vince lo Scanzo, anche 9 magari confrontano a Sondrio. Detto questo, io sto andando verso la chiusura, chiedo a Jacopo se c'è qualche reminder dalla chat magari. No, allora sì, in realtà dalla chat erano arrivati due commenti. Uno diceva che l'attaccante più forte della categoria, riferendosi chiaramente a Siani, e l'altro è Siani, valore aggiunto per il Brusa. Io in realtà mi ero tenuto diciamo qua nello zaino la domanda per il mister, perché poi avendo giocato anche fino a un'età molto avanzata, per la media chiaramente di un giocatore, la domanda è poi quando diventi un allenatore, no? Ci sono delle cose che capisci che da giocatore magari non capivi. Sì. Se a lui potesse essere successa questa cosa già magari alla fine della carriera da giocatore, che sei già una persona magari un po' più matura, vedi le cose in maniera diversa. Guarda, sono sincero, no, finché non varchi la soglia non riesci, cioè almeno per questo parlo per il mio, ovviamente, certo. per la mia esperienza, finché sei giocatore determinate cose, anche se hai un'età avanzata, come giustamente dici tu, anche a 43 anni, 41 anni, determinate scelte degli allenatori o delle società in generale fatichi a capirle, in particolare adesso parlo degli allenatori, insomma, no? No, quindi le ho capite solamente quando mi sono seduto dall'altra parte, quindi in panchina. Quindi capisco che quando c'è una sostituzione o una scelta iniziale non sempre dovuta a mancanze del giocatore, ma a esigenze tue personali, di squadra soprattutto, insomma, e che probabilmente io mi ricordo proprio, fortunatamente capito poche volte, però le volte che non partivo dall'inizio oppure venivo sostituito magari anche a un quarto d'ora alla fine, cacchio, ci rimanevo male senza mai fare sceneggiate mai fatte in vita mia, però la vivevo male, e mentre adesso capisco che se tolgo un ragazzo a un quarto d'ora alla fine ha fatto la gran partita per 70 minuti, per 75 minuti, quindi però io volevo sempre giocare 90 minuti, quindi tornando alla sua domanda, no, l'ho capita assolutamente appena ho smesso di giocare. Perché finché giochi sei un ragazzo, possiamo dire. Sì, no, sì, però ti dico una cosa, il fatto che è chiaro che l'età diceva che dovessi smettere da lì a breve, il fatto di aver deciso di smettere anche perché veramente ormai gli spogliatoi non erano più omogenei come quando iniziavo a giocare, erano ormai tutti ragazzi di 20-22 anni, sì, qualcuno di 27, ma pochi. E c'ero io di 43, avevo veramente poche analogie con il resto dello spogliatoio. L'analogia era più magari col mister. Beh sì, tutte volte sì. Beh, mi è capitato anche di avere il mister più giovane, sì, quello sì, quindi non è un problema. Però dai, la risposta è questa. Perfetto. Finite le domande, Jacopo? Sì, no, certo. Ok, perfetto. Io l'ultimissima, abbiamo chiesto il rigore un po' più brutto, e ti chiedo invece il momento più bello della carriera, lasciamoci con un bel momento. Ce ne sono stati tanti, guarda, veramente. La vittoria del campionato col Voghera quando avevo 20 anni, che siamo andati alla Serie D e alla C2, i playoff raggiunti con la Trizium, i playoff raggiunti a Cologno al Serio, gli anni quando c'era il mister Vecchi, c'era il direttore Floriano, c'era Marcos Gro in campo con me, quindi tante belle esperienze e ti ripeto, aggiungo le esperienze fatte con la Padania in giro per il mondo, che veramente sono state molto formative, soprattutto dal punto di vista umano, sicuramente sì. Perfetto, io invece devo ricordare come sempre che la trasmissione sarà anche in diretta sul canale 809 di Sky e 244 del Digitale Terrestre. Ci vediamo giovedì prossimo, stesso orario, stesso posto, stesso appuntamento, ospiti diversi perché è itinerante l'ospite, sono solo io, per il momento sono io l'unico confermato ancora. Detto questo, io non posso fare altro che augurarvi una felice serata a tutti e sempre di seguire BP TV con tutti i suoi format. Buonasera. Ciao.